Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, Cuffaro dal GIP si avvale della facoltà di non rispondere e fa dichiarazioni spontanee. Per i suoi legali non ci sono i gravi indizi di colpevolezza che giustificherebbero l'arresto. Contestata e giudicata inutilizzabile la relazione dei carabinieri dove Cuffaro ammetteva: ho fatto una sciocchezza. Intanto, dopo la riunione nell'abbazia a San Martino delle Scale, gli esponenti dell'opposizione annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia della giunta Schifani. Palermo, interdittiva antimafia alla GM Edil. Fermata dal prefetto la ditta che lavora in subappalto per la Italo-Belga, concessionaria di una grossa fetta della spiaggia di Mondello. La Bardera, il livello si alza, abbiamo messo le mani in tasca di una famiglia con pezzi grossi della mafia palermitana. In arrivo a Catania un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo effettuerà nuovi rilievi per chiarire le cause dell'incendio che ha distrutto l'auditorium delle Ciminiere. Piazza Armerina, Larimar si è suicidata, la quindicenne trovata impiccata a un albero un anno fa si è tolta la vita dopo una lite con le compagne. I familiari hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio, ma ora i periti non hanno dubbi. Il sogno di Angelo, oggi ingegnere a Torino, uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato il sud per studiare e lavorare, tornare a Catania anche tra anni e aprire qui la mia azienda. Inaugurata a riposto Piazza Franco Battiato, la città una volta Ionia rende omaggio al suo figlio più illustre. Alla cerimonia di stamane presenti il fratello Michele e Luca Madonia. Calcio, prima trasferta da capolista per il Catania, domani pomeriggio contro il Casarano. Toscano ribadisce le insidie della gara anche con una squadra che proviene da 4 sconfitte consecutive in campionato. Bentrovati, inchiesta sanità e appalti di Palermo. Cuffaro non risponde al GIP ma rende dichiarazioni spontanee. I legali dell'ex governatore dicono serve un approfondimento sul contenuto delle intercettazioni. Marco Gullà. Fiducioso nella giustizia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP e ha consegnato una memoria con dichiarazioni spontanee. Salvatore Cuffaro, indagato per corruzione, turbata libertà degli incanti e associazione a delinquere nell'ambito di un'indagine su un comitato d'affari criminale che avrebbe pilotato appalti e concorsi pubblici, ha deciso quindi di non rispondere. Il GIP dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla procura. Entrando al tribunale, l'ex governatore aveva detto ai giornalisti di essere fiducioso nella giustizia. Cuffaro, su nostra indicazione, si è oggi avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo reso delle dichiarazioni spontanee. Hanno invece detto, tramite una nota, i legali dell'ex governatore, gli avvocati Marcello Montalbano e Giovanni Di Benedetto. I legali poi hanno aggiunto, nel corso dell'udienza camerale, la difesa ha eccepito l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tutte le incolpazioni provvisorie contestate. Poi, la parte più rilevante della nota, l'unica trascrizione di intercettazione ambientale finora ascoltata è risultata errata su un punto di centrale rilevanza per la configurabilità del reato contestato in concorso con Vetro, Pace e Tomasino, nel senso che non si ravvisa la parola soldi e la frase in questione, diversamente da quanto emerge nella trascrizione, non è stata proferita da Cuffaro, conclude la nota. Il giudice si dovrà pronunciare sulle richieste di arresto e decidere quali misure adottare nei confronti dei 18 coinvolti nell'inchiesta. Ed ecco che cosa conteneva la relazione dei carabinieri del ROS contestata dai legali di Cuffaro, come abbiamo appena sentito. Nelle carte c'è anche uno sfogo, per così dire, dell'ex governatore. Le segnalazioni nel concorso sugli operatori sanitari, dice Cuffaro, ho fatto una sciocchezza. Angelo Gagliano.
Alessandro Caltagirone, il direttore generale dell'ASP di Siracusa, poi dimessosi, sarebbe uomo di Forza Italia e l'accelerazione nella gara sarebbe stata frutto dell'intervento di Romano Francesco Saverio. È parte dello sfogo di Totò Cuffaro ai militari dei Ross all'indomani delle perquisizioni che lo hanno riguardato, come contenuto in una relazione di servizio dei militari che fa parte dell'inchiesta su appalti truccati nella sanità. Cuffaro si sarebbe limitato ad aiutare Mauro Marchese, rappresentante legale della Dussmann, che vinse l'appalto perché in passato aveva avuto delle divergenze con l'ex direttore generale dell'ASP Ficarra. Il tenente colonnello Stefano Palminteri, l'ufficiale dei carabinieri indagato per violazione del segreto d'ufficio, nell'ambito della stessa inchiesta, si sarebbe rivolto all'ex governatore Salvatore Cuffaro per chiedergli un aiuto per ottenere un incarico di direttore generale alla GESAP, la società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino. Le segnalazioni nel concorso sugli operatori sanitari? Ho fatto una sciocchezza, sono le parole di Cuffaro parlando con i carabinieri. Uno dei filoni al centro delle indagini riguarda infatti un concorso per operatore sociosanitario indetto dall'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo con la procedura di stabilizzazione per 15 posti. Come avete sentito, altro nome eccellente di questa inchiesta è quello dell'ex ministro Saverio Romano, interrogato ieri dal GIP. Il deputato di Noi Moderati ribadisce: su di me nessuna intercettazione. Emanuela Corsi. Non c'è una sola intercettazione che mi possa riguardare, e anche nelle chat che loro hanno a disposizione, perché hanno queste telefonate, c'è mai un riferimento a fatti criminosi. Così il deputato di Noi Moderati Saverio Romano al termine dell'interrogatorio preventivo di ieri davanti al GIP di Palermo, durato circa 2 ore. Quello dell'ex ministro è un altro nome eccellente finito nell'inchiesta sul presunto comitato d'affari che avrebbe pilotato appalti e truccato concorsi. Romano è accusato di aver fatto pressioni per l'affidamento di un subappalto di una gara bandita dall'ASP di Siracusa e vinta illegittimamente dalla Dussmann SRL alla Euroservice di Sergio Mazzola, imprenditore a lui vicino. Non è accaduto, non c'è stata nessuna possibilità che potesse accadere, perché ab origine non c'era nessun patto tra me e questi signori, ovviamente, e quindi non ci poteva essere, posto che non c'era il patto, nemmeno una ricaduta sul patto. Non so se è chiaro. Per Romano e altre 17 persone la procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari. Il GIP dovrà decidere al termine degli interrogatori preventivi di oggi. Se fosse accolta la richiesta di una misura cautelare per il deputato, sarebbe necessaria l'autorizzazione a procedere del Parlamento. Intanto, dopo la riunione nell'abbazia a San Martino delle Scale, gli esponenti dell'opposizione in giunta regionale annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia del governo Schifani. Maglio Viola. Fumata grigia dal conclave delle opposizioni dall'abbazia di San Martino delle Scale nel Palermitano. Movimento 5 Stelle e PD decidono di buttare il cuore oltre l'ostacolo e seguire le pressioni di Ismaele Lavardera, tentando la strada della mozione di sfiducia al governo della regione, pur non avendo neanche lontanamente i numeri per portarla ad approvazione. 23 i voti di cui dispongono almeno 36 quelli necessari. La linea di opposizione ragionata in aula, che era stata discussa fino a metà mattina, alla fine lascia spazio ad una linea più aggressiva. Così nel documento finale Movimento 5 Stelle, PD e Controcorrente attaccano sostenendo che il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità dopo aver riportato indietro la Sicilia con 3 anni di scandali, mala gestione e spreco di risorse. Per questo motivo annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia firmata da tutti e 23 i deputati dei gruppi di minoranza. I 3 gruppi si rivolgono a tutti gli altri parlamentari regionali invitandoli a fare altrettanto. Mandiamo un messaggio chiaro, scrivono, è il momento di mandare a casa il governo Schifani. Le opposizioni ribadiscono nel loro documento che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano sviluppo e dignità istituzionale. È il momento della responsabilità, conclude il documento, e della costruzione di un futuro diverso per la nostra regione. Restiamo a Palermo, interdittiva antimafia alla GM Edil. È stata fermata dal prefetto la ditta che lavora in subappalto per la italo-belga concessionaria di una grossa fetta della spiaggia di Mondello. Adelaide Barbagallo.
Il prefetto di Palermo Massimo Mariani ferma la ditta edile che lavora a tempo pieno per la Italo-Belga, la società di gestione della spiaggia di Mondello, e lo fa firmando un'interdittiva antimafia per la GM Edil SRL, che ha come amministratore unico Rosario Genova, il fratello di Bartolo, il capomafia di Resuttana. Gli accertamenti del gruppo interforze antimafia formato da polizia, carabinieri, guardia di finanza e DIA dicono che la GM è fortemente esposta al pericolo di infiltrazioni mafiose non riconducibili a situazioni occasionali. A sollevare il caso fu il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele Lavardera, che commenta: oggi si mette un punto che evidenzia la validità delle nostre battaglie a discapito di chi voleva delegittimare il nostro lavoro. Mi aspetto delle scuse dall'assessore di Tamaio e soprattutto un sussulto di dignità dal presidente Renato Schifani affinché rimuova immediatamente la concessione alla Italo-Belga. Oggi il livello si alza perché so perfettamente che abbiamo messo mano nella tasca di una delle famiglie al cui interno ci sono pezzi grossi della mafia palermitana, ma lo Stato non può e non deve fare passi indietro, conclude Lavardera. In arrivo a Catania un nucleo speciale dei Vigili del Fuoco di Palermo effettuerà speciali rilievi per contribuire alle indagini sull'incendio che ha distrutto l'auditorium delle Ciminiere. Ancora Adelaide Barbagallo. Alle Ciminiere di Catania arriva il nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco di Palermo, detective che aiuteranno a comprendere cos'è che ha innescato l'incendio che ha divorato l'auditorium e alcune aree adiacenti e da dove sono partite le fiamme. Si indaga anche sul cantiere che stava svolgendo dei lavori di riqualificazione. Un dato sembra certo: nessuno volontariamente ha appiccato il fuoco. L'inchiesta aperta alla procura è per disastro colposo. Ingenti i danni, stimati in 17 milioni di euro. Una dolorosa ferita per la città. Il centro fieristico e museale di Viale Africa è uno dei più importanti interventi di rigenerazione di un'area industriale, nato dalle ex raffinerie di zolfo dell'Ottocento. Ad occuparsene fu il famoso architetto Giacomo Leone. Al tempo il figlio Giovanni era appena laureato. Quando mio padre cominciò a progettare le ciminiere, restai quasi stupito di questa sua idea di andare a cercare dei cutulisci per farne dei modelli, dei plastici per realizzare questo grande auditorium. Nonostante io fossi giovane, appena laureato, mi sembrava quasi uno scherzo, una cosa particolarmente ardita. Il tetto era nero. Era coperto di lapilli lavici. Mio padre aveva chiesto che si andasse sull'Etna a recuperare dei piccoli lapilli in modo che il nero fosse materico, in modo che la presenza dell'Etna sul mare fosse tangibile. Ora bisogna raccogliere risorse e forze per il suo recupero. Martedì l'Ordine degli Architetti della provincia di Catania ha indetto una riunione aperta alla città perché la ricostruzione non sia solo un fatto tecnico. Voltiamo pagina con la dolorosa storia di Larimar, la quindicenne che un anno fa si è tolta la vita a Piazza Armerina dopo una brutta lite con delle compagne di scuola. Adesso la perizia della procura conferma che si è trattato di suicidio. I genitori hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio, ma l'esame dei periti esclude questa ipotesi. Eva Spampinato. Il dolore della madre di Larimar non le ha mai consentito di poter accettare la verità, di poter credere che la figlia, 15 anni, bella solare, impegnata nello sport e nella vita, campionessa di pallavolo con un promettente futuro agonistico, si fosse volontariamente uccisa. Eppure quello che è successo, e adesso lo conferma anche la perizia della Procura dei minori di Caltanissetta. Larimar si è suicidata. Gli esiti dell'esame autoptico effettuato sul corpo della ragazzina, trovata impiccata ad un albero nel giardino di casa, sono stati depositati sulla scrivania del procuratore Rocco Cosentino. Un gesto estremo da parte della giovane che quella maledetta mattina di novembre di un anno fa avrebbe avuto un'accesa lite con una compagna per la contesa di un ragazzo con cui chattava. I genitori di Larimar hanno sempre sostenuto la tesi dell'omicidio e su questa ipotesi di reato è stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Enna che indaga anche per revenge porn, motivo per cui qualche settimana dopo la tragedia vennero sequestrati 12 cellulari. Larimar è una delle tante vittime di bullismo, cyberbullismo e violenza digitale, fenomeni dilaganti che possono sfociare anche in tragedie se le vittime non trovano il coraggio e la forza di mettere da parte la vergogna e denunciare. Ha fatto scalpore e ha provocato numerose reazioni la presa di posizione della sottosegretaria di Forza Italia
Matilde Siracusano, messinese, che con un video ha denunciato i tanti insulti e commenti sessisti ricevuti sui social. Poco fa l'abbiamo sentita per conoscere che effetto ha avuto questa sua denuncia. Francesco Triolo. Ma è inaccettabile, ma che schifo è, ma dove stiamo arrivando? Ma non vi vergognate? Insulti pesanti, commenti sessisti sui profili social. La sottosegretaria Matilde Siracusano ha denunciato tutto con un video mostrando i messaggi che quotidianamente riceve. Un'uscita la sua che ha scatenato tante reazioni, soprattutto legate all'utilizzo dei social network e che ha raccolto tanta solidarietà. È stato colto il messaggio. Io ieri ho utilizzato un tono piuttosto ironico per sdrammatizzare. Questa era una forma di aiuto verso quelle ragazze che invece soffrono terribilmente, perché io l'ho specificato, io ho le spalle larghe e sono abituata perché da quando siedo in Parlamento subisco attacchi sessisti sui social continuamente, ma ci sono donne che soffrono enormemente, più vulnerabili. Ho raccolto testimonianze di ragazze che sono anche cadute in depressione, perché il primo pensiero che fai è colpa mia, ho sbagliato qualcosa, mi sono presentata male, mi sono truccata male, mi sono vestita in modo sbagliato per dare adito a questi commenti. Invece no, non è nostra la colpa è loro, cioè quindi ho cercato di spersonalizzarla, o sono io o qualcun altro, l'attacco è uguale, perché ormai è diventato, ripeto, uno sport praticato quotidianamente nei confronti di tutti. Un messaggio, quello della Siracusano, che vuole essere anche di stimolo a denunciare. E allora, intanto, il consiglio è questo. E poi ogni tanto il contrattacco rafforza, che io contrattaccando ho sovvertito un po' lo schema, perché coloro che attaccano si sentono, scriveva oggi, c'era la Gramellini che ha scritto un bel pezzo, ha colto lo spirito, si sentono ganzi, invece dopo il contrattacco diventano dei frustrati, dei risfigati, quindi reagire contrattaccando ogni tanto per noi stesse è psicologicamente efficace, perché ti dà forza, il contrattacco è uno strumento che ti dà forza. È vero, ha ragione. Comunque noi uomini forse faremmo bene a smetterla con questi insulti sessisti nei confronti delle donne e avere maggiore rispetto. A Catania, nello stabilimento della ST Microelectronics, 8 ore di sciopero indetto dalla UIL per chiedere più sicurezza nei luoghi di lavoro dopo le esalazioni lì dell'ammoniaca. Intanto la CGIL prepara lo sciopero generale del 12 dicembre. Giusy Lazzara. Chiedono più sicurezza dopo le esalazioni di ammoniaca avvertite nella notte del 2 novembre nei reparti produttivi del sito catanese di ST Microelectronics e sulle falle nella gestione dell'emergenza. Sale così la preoccupazione dei dipendenti iscritti alla UIL, che aderiscono allo sciopero di 8 ore che interesserà tutti i turni per 3 giorni. L'azienda, fa sapere il sindacato, ha fissato, dopo l'annuncio della mobilitazione, un incontro con i rappresentanti dei lavoratori per discutere anche della sicurezza. Un braccio di ferro con l'azienda della microelettronica, dice il sindacato, per la intempestiva attivazione delle procedure di abbandono delle aree a rischio, oltre al comportamento di chi ha autorizzato i lavoratori solo all'alba, dopo 5 ore di paura e incertezze, per abbandonare il sito. E intanto la CGIL si prepara allo sciopero generale del 12 dicembre. A Catania un'assemblea per proporre le richieste del territorio. Faremo la grande manifestazione a Palermo e chiediamo ai lavoratori, alle lavoratrici, ai cittadini di unirsi a questa lotta, che è una lotta di civiltà e di democrazia. Altra avvertenza aperta, quella dei precari dell'amministrazione giudiziaria. A Catania, in tribunale, negli uffici del casellario giudiziale, è stato affisso questo avviso agli utenti, che annuncia disservizi per mancanza di personale. A Castelbuono proseguono anche con l'utilizzo di cani le ricerche dell'uomo di 49 anni scomparso da ieri nelle campagne del Palermitano, la cui auto è stata trovata vicino a un pozzo. In contrada Piano Grande sono impegnati nella ricerca vigili del fuoco con diverse squadre e carabinieri coordinati dalla prefettura. Il sogno di Angelo, oggi ingegnere a Torino, uno dei 134.000 giovani che hanno lasciato in questi ultimi anni il sud per studiare e lavorare. Il suo sogno è tornare a Catania, anche tra anni, e aprire qui la sua azienda. Lorena Dolci. Chiedetegli cosa gli manca di Catania. La risposta è una sola. Il mare direi.
Angelo, 30 anni, è uno dei 134.000 studenti che, secondo l'ultimo report, affollano l'esercito dei cervelli in fuga. 10 anni fa ha lasciato la Sicilia. Dalla laurea in ingegneria del cinema al Politecnico di Torino al lavoro in un'agenzia di comunicazione, il passo è stato breve. Cervello in fuga, ma l'anima divisa in due. Nelle città dove viviamo ovviamente costruiamo la nostra routine, abbiamo ormai i nostri gruppi di persone a cui vogliamo bene, cioè delle famiglie appunto che ci siamo dovuti costruire e cercare, no? E per cui dobbiamo vivere, diciamo, questo dualismo tra scegliere tra il percorso che ci siamo costruiti al nord e poi il voler in qualche modo tornare invece alle amicizie, quelle proprio dell'infanzia o appunto alla famiglia. Oggi Angelo guarda con favore al movimento Il Diritto di Restare, che sabato a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, darà voce ai tanti che si vogliono rimettere in gioco, restituendo all'isola talenti, risorse e investimenti. Tra 10 anni mi vedo magari con un mio progetto tornato a Catania, quindi magari con una mia azienda giù a Catania a fare quello per cui ho studiato fuori. Beh, te lo auguriamo, Angelo, naturalmente. Il Riposto oggi rende omaggio al suo figlio più illustre. È stata inaugurata a pochi mesi dalla casa d'infanzia Piazza Franco Battiato. Presenti alla cerimonia con le autorità il fratello Michele e l'amico di sempre Luca Madonia. La piazza ospita già il noto murale dedicato al maestro, divenuto nel tempo un vero e proprio luogo della memoria collettiva e di omaggio spontaneo alla figura di Battiato, punto di riferimento per cittadini e visitatori. Dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura. All'emozionante cerimonia inaugurale il prefetto di Catania Signoriello, il sindaco di Riposto Davide Vasta, il fratello del maestro Michele Battiato insieme all'amico. Indimenticabile. Beh, facciamo la nostra pausa dopo il calcio con il Catania domani a Casarano per confermare il primato in classifica. State con noi, vi aspetto. Calcio, prima trasferta con i galloni da capolista per il Catania, che domani pomeriggio a Casarano affronterà una partita difficile con una formazione che però perde da 4 partite consecutive. L'allenatore rossazzurro ha sottolineato le difficoltà del match durante la consueta conferenza stampa della vigilia. Francesco Triolo. Il difficile viene adesso, lo ha detto anche Mimmo Toscano ieri sera nel presentare la partita di domani a Casarano. Confermarsi in vetta è più complicato, occorre continuità, compattezza, lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato questa prima settimana da capolista. In Puglia domani non metteranno il tappeto rosso, il Casarano è reduce da 4 sconfitte consecutive e ha voglia, ma anche necessità di rialzarsi. Nonostante questo, nonostante le 4 sconfitte, ho visto una squadra che è sempre creato, anche nell'ultima gara contro il Cosenza, nonostante la sconfitta pesante nei numeri, ha creato pericoli costanti al Cosenza. Noi dobbiamo guardare la nostra prestazione, ripeto, l'abbiamo preparata come ogni settimana bene, nei minimi dettagli, nei singoli dell'avversario, nel gruppo. Fare i puntati soprattutto sull'ex Chirico, ma non solo. Toscano per il resto cerca di guardare in casa propria. L'assenza di Gherardi rende in un certo senso obbligata alla conferma della difesa vista con l'Altamura. Qualcosa potrebbe cambiare in mezzo al campo dove Quaini e Di Tacchio sono in diffida. Non è escluso che anche davanti possa esserci qualche novità, visto che D'Ausilio, ma anche Forte e Rolfini hanno dimostrato al tecnico che vogliono una maglia da titolare. Tutti vogliono giocare, tutti sono pronti per partire dall'inizio, per subentrare, e questo mi fa stare molto tranquillo e sereno. Questo è quello che voglio. Poi le scelte in base alla partita, in base al momento, si metteranno sempre in campo i 16 calciatori per far vincere il Catania. E la forza del Catania è proprio questo, una panchina lunga che consente a Toscano di scegliere anche a gare in corso. Appuntamento domani dalle 14 su Telecolor con diretta stadio e 3 ore live da Casarano, calcio d'inizio alle 14:30.
Ancora una notizia futsal, la Meta Catania è pronta a tornare in campo dopo la splendida vittoria contro Eboli che ha proiettato i rossazzurri in testa alla classifica. Stasera al Pala Catania alle 20:30 la Meta affronta Mantova. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.